Cari amici, buongiorno e benvenuti alla prima puntata di 3, il nuovo format di Sardegna Gold dedicata all'arte, alla cultura e all'intrattenimento. Io sono Michele De Montis e come in regia c'è Roberto De Sì e per questa prima puntata abbiamo il piacere di ospitare Carmen Salis. Ciao, grazie. Grazie a te di essere qui, Carmen. Carmen, scrittrice e poetessa, nata a Cagliari nel 63, è autrice di numerosi testi sia di poesia che di prosa, nonché è editrice e insegnante di scrittura. Insomma, tu pratichi l'arte della parola a 360 gradi. Oggi sei qui per raccontarci di una tua opera, vediamo qui il libro. Gianna, lei era mia sorella, un'opera uscita nel 2016 a cura di Amico Libro e malgrado il tempo trascorso comunque continua a destare un certo interesse da parte del pubblico che l'anno scorso ha pure avuto un riconoscimento importante, giusto? Sì, è arrivato secondo al premio giornalistico dedicato a Nadia Toffa a Palermo. E io partirei subito da quest'opera, è per te molto, molto cara e vorrei domandarti innanzitutto qual è il significato di questo titolo? Beh, il significato è proprio il sunto di quello che poi racconto dentro, ovvero Gianna, che era il suo nome, lei era mia sorella perché comunque non c'è più. Volevo dedicare del tempo al suo ricordo, volevo denunciare tutte quelle che sono state le mancanze, la solitudine che ha dovuto subire la nostra famiglia, perché comunque anche oggi purtroppo sono abbastanza soli i familiari dei pazienti, di certi pazienti o di persone che soffrono certe patologie, anche come l'alcolismo, la dipendenza in genere. E volevo anche tenere dentro queste pagine un po' di lei, un po' di Gianna che non c'è più, quella parte bella, buona che alla fine quando la malattia mentale ti rapisce, ti possiede, non c'è più, sembra che non ci sia più o comunque nessuno se ne ricorda più. Vorrei domandarti, al giorno d'oggi si parla tantissimo delle patologie di carattere psichiatrico, c'è una rinnovata attenzione e sensibilità su questo argomento, situazioni che in passato venivano derubricate a capriccio o magari a devianza, oggi vengono riconosciute come vere e proprie patologie. Qual è la reazione del pubblico che legge questo romanzo, che ascolta le tue presentazioni e che ha modo di confrontarsi con questa storia che ti tocca personalmente e che magari tocca anche molti di loro? Guarda, sono quasi 8 anni che io porto Gianna in giro. Gianna è andata nelle scuole, è andata su in penisola, è passata attraverso associazioni che si occupano di malattia mentale. E l'ho riportato lì in quel luogo al San Giovanni di Dio dove lei ha trascorso gli ultimi giorni di vita. L'ho portata a Ismirionis dove c'è il reparto di psichiatria. Per certi versi ho trovato qualche cambiamento positivo. Per altri ho trovato invece sempre quella tristezza, quell'abbandono che è voluto un po' dalle istituzioni, perché i soldi non ci sono e quindi non si possono fare tante cose per i pazienti. Si possono certo fornire le prime cure, indirizzare verso certe strutture che debbano assicurare la continuità della terapia, però alla fine i pazienti hanno una famiglia che spesso viene tenuta fuori e che non è in grado di affrontare un problema così grande. Secondo me i familiari sono ancora troppo soli, troppo fuori da tutto questo. E volevo domandarti, la tua prima opera è Ex Eros del 2005, Gianna è del 2016. Quando è subentrato in te il desiderio di raccontare attraverso questo libro la storia di Gianna? Ma Gianna è mancata nel 97. Io ho iniziato a scrivere in quella settimana che lei è stata in terapia intensiva. Io ho scritto perché era l'unico modo per sopravvivere a me stessa e alla situazione. Poi ho messo via tutto per tanti anni. Sono approdata alla scrittura per gioco perché comunque avevo pubblicato un raccontino su un concorso sul web, un editore mi contattò, insomma ho iniziato un percorso che poi è diventato molto interessante a prescindere dal libricino. Possiamo svelare che il tuo primo racconto risale alla terza elementare? Sì, quello sì, risale alla terza Lo elementare. pubblicherai un giorno? Sai che devo cercarlo? Riguardava Sant'Agnese, perché la mia maestra, la famosa Donna Bibi Amat di Castello, era molto, molto cattolica, quindi ci faceva lavorare molto su questo e ci chiese di raccontare la storia di Sant'Agnese. Io peraltro a casa avevo una nonna e una mamma che pregavano e basta, quindi mi fu facile.
E mi servì tanto quel primo raccontino, perché fu il primo approccio verso il percorso dell'autostima, perché ero una bambina molto solitaria, molto timida, non ero granché neanche a scuola come andamento. Sentirmi presa per mano e portata in giro con quel raccontino e sentirmi dire: ah, guarda che brava Carmela, hai visto cosa ha scritto, hai visto cosa... Mi servì tanto, perché comunque la scrittura questo fa, ti riempie di coraggio, ti dà la forza di esternare certe emozioni, certi sentimenti, e la forza, quando tu arrivi a darla agli altri, a condividerla, allora hai fatto un percorso importantissimo. Ecco, a questo riguardo vorrei domandarti, quanto coraggio è necessario per riuscire non solo a mettere su carta una storia così difficile come quella di Gianna, ma anche a condividerla con un pubblico? Ci ho impiegato 20 anni a condividerla, perché intanto dovevo scegliere, sono solo 100 pagine, perché ho scelto le pagine giuste, non puoi caricare di dolore chi legge, ci vogliono anche altre emozioni, altre cose. E la scelta è stata faticosissima, perché ogni pagina era un pezzo di me, un pezzo della mia famiglia e un pezzo di Gianna. Però ad un certo punto ho sentito proprio l'esigenza di raccontarlo, di parlarne, di dirlo a voce alta, chi era Gianna, che cos'è la malattia mentale, perché è normale che si maturi questa esigenza. L'ho lasciata andare. E poi naturalmente nella cornice di un libro che non soltanto deve essere compreso nel suo messaggio, ma deve essere anche apprezzato come esperienza di lettura. Sì, sì. E questa è la cosa più complessa a mio parere. Leggendolo io sono rimasto particolarmente colpito dallo stile di scrittura. Non c'è una parola che ecceda in enfasi, non c'è un'iperbole di troppo, è tutto direi quasi svizzero, geometrico nella precisione del registro linguistico che tu hai adottato. Ecco, questa caratteristica, naturalmente tu sei una scrittrice e quindi padroneggi questo tipo di arte, è un talento innato, è un qualcosa che si apprende nel corso dell'attività di scrittura? Allora, più che talento, ognuno ha il suo stile, un po' come il timbro della voce o il passo, il portamento. Bisogna lavorarci, perché comunque c'è uno studio dietro che è continuo. Non puoi pensare che, ok, ho scritto questo, scrivo così e basta. Nel tempo cambia anche il nostro modo di scrivere. Io mi sono asciugata tantissimo, nel senso che, ma anche nella mia vita, penso che quello che puoi dire, e lo dico anche ai miei allievi, quello che puoi dire in 10 parole non dirlo in 20, perché non si tratta di dono della sintesi, ma si tratta di essere pratici e veloci, perché le troppe parole rallentano il lettore, rallentano l'evoluzione della storia, annoiano ad un certo punto, ma anche il tuo interlocutore, se parte da troppo lontano, è come un ragù troppo condito, con troppo olio. Ci sono tante metafore che si possono utilizzare nella vita per descrivere tre situazioni. Ecco, in questo caso la semplicità ha un effetto immediato sull'attenzione del lettore. E c'è un legame ideale che unisce quest'opera alla tua opera successiva, La danza dei fiori secchi, in cui ricordiamo si racconta la storia di una famiglia con determinati problemi di disagio sociale, con una bambina che racconta della madre tossicodipendente. Sì, c'è un legame perché nelle mie storie ci sono sempre le storie. Non potrei mai scrivere un fantasy, anche se poi col mio lavoro li correggo, li valuto, a volte li riscriviamo perché il lavoro dell'editor è una riscrittura, ma non potrebbe mai essere un romanzo, un fantasy e forse nemmeno un giallo, neanche un romance. Io amo e so di poter parlare, di poter provare a parlare solo di storie vere, di cose che ho visto, che magari di cui posso immaginarne il seguito, ma mi piace guardare attraverso le porte della gente, mi piace osservare oltre la tenda. Ma io penso che questa tua impostazione di scrittura derivi forse dalla caratteristica peculiare della tua attività artistica in quanto scrittrice, cioè la capacità di identificare ciò che di grande, ciò che di importante vi è nascosto dietro l'apparentemente piccolo. Forse è per quello che non necessiti di scivolare sul fantasy, perché poi il grande, l'abissale, lo ritrovi dietro Sì. la piccola cosa.
Sì, anche se penso che anche lì ci debba essere molta quotidianità. Il lettore debba ritrovarci se stesso e altre cose, non devi solo stupirlo, non devi esagerare anche lì con le parole, rincorrendo la struttura, con quell'amalgama che poi diventa troppo, troppo, troppo. Il lettore lo devi portare dentro la storia, deve diventare parte della storia, ci deve credere a quello che sta leggendo. Tu dicevamo all'inizio sei anche insegnante di scrittura. Quanto riesci a trasmettere da Carmen scrittrice ai tuoi allievi? Nel senso, trasmetti loro magari inconsapevolmente il tuo stile di scrittura o cerchi di sviluppare in loro un proprio stile di scrittura? Se parliamo della scrittura espressiva, io sto veramente 4 passi indietro, nel senso che mentre con l'editing lì devo portare avanti la tecnica, devo sforzarmi di fargli capire come devono intervenire sui testi. La scrittura espressiva no, io sono solo lì a dare impulsi, curiosità, ad ascoltarli, a farli scrivere, ma senza mai metterci niente di me. Mi capita a volte che portiamo avanti per settimane laboratori di scrittura espressiva e i miei allievi non sanno nemmeno che io scrivo. Addirittura? Sì, perché comunque non è una cosa che è necessario dire. Quello che è necessario è che si instauri un rapporto di fiducia fra me e loro, che loro vogliano scrivere, si possano fidare di me senza pensare di essere giudicati. È importantissimo, altrimenti non faranno mai gruppo l'uno con l'altro. Certamente, certamente. E sei al momento impegnata in qualche progetto? Adesso sì, intanto c'è la commedia di Gianna che speriamo di riuscire a mettere su, stiamo già provando. Uscirà un piccolo manualetto, un libricino dove io racconto di come sono arrivata alla scrittura espressiva, di che cos'è per me la scrittura espressiva, anche con qualche piccola testimonianza di qualche allievo. E poi progetti ne ho tanti, c'è un libro con Iva Murgana che è lì, che aspetta di essere completato, dove parliamo sempre di donne sarde che hanno vissuto storie particolari nel tempo e che meritavano di essere raccontate. E poi ho sempre qualcosa nel cassetto, sì. Beh, giusto. Sì, sì. Dicevamo, Carmen è un'artista poliedrica, quindi abbiamo detto scrivi testi, canti e fai fotografie. Ti occupi anche di pittura e scultura? No, scultura no, anche se da bambina qualcosa col DAS la realizzavo. E anche col pennelli ogni tanto dipingevo qualcosa, però no, non sono cose che mi appassionano. Preferirei stare con quelle cose che non so se so fare bene, ma che mi piace fare, che ci vuole la passione, ecco. Deve proprio prenderti la voglia di scrivere, la voglia di cantare, la voglia di fotografare. Si alternano, devo dire che si alternano, perché per esempio ultimamente ho fotografato poco. Però anche nella fotografia hai ottenuto un importante riconoscimento l'anno scorso, se non Sì, ricordo sì, male. a Usilo, un primo premio ho vinto, sì. Insomma, mica male, ecco. No, sono contenta, la fotografia è il mio primissimo amore, con la consapevolezza di poterlo fare, di avere una buona macchina. La scrittura è arrivata a consolarmi e poi ha preso spazio. La fotografia è stato il mio primissimo amore. Guardavo con amore le reflex che stavano a casa, non me le prestavano, quindi la prima cosa che ho fatto è con i miei soldini a comprarmi una bella macchina fotografica. Poi io vengo dalla camera oscura. Io ho studiato come fotolitografa, ho lavorato per 12 anni in camera oscura, quindi diciamo che ero a metà fra il libro, il giornale e la fotografia, ma vivevo 8 ore della mia giornata in camera oscura. Ho capito, ho capito. Carmen, un'ultima domanda vorrei farti. Per te la scrittura è stata una valvola di sfogo, un momento di scoperta di te stessa, un momento di liberazione, un momento, oserei dire, quasi di emancipazione. Cosa dici a quelle tante persone che, ce ne sono tante, che in qualche modo si approcciano al mondo della scrittura, però rimangono sempre con un piede fuori dalla porta perché dicono: ma io non sono bravo, io non sono Pirandello, io non sarò mai un grande scrittore. È veramente quello il senso della scrittura, ambire a diventare un grande scrittore, o forse è qualcosa di differente? No, purtroppo il mondo della scrittura è un mondo che offre molta speranza, molti sogni che non si realizzeranno mai.
è un mercato, il libro è un prodotto commerciale, ci sono due momenti di scrittura. La scrittura quella che fa sì che un libro venga pubblicato, che si speri che possa camminare e andare oltre, e poi c'è la scrittura come la scrittura salvifica, cioè la scrittura che è quello che è stato per me, che è stata per me, ovvero mi ha fatto rivedere, mi ha fatto capire che potevo parlare anche se non usavo la voce, tante cose che si devono fare. Il mio libricino si intitola proprio Scrivete e basta, senza aver paura di essere banali, senza aver paura di mettere la virgola nel posto sbagliato, nessuno correggerà nulla, voi scrivete e basta. Poi se deciderete che qualcosa di più può essere valutato, può diventare un libro, una pubblicazione, allora inizierà un secondo percorso. Però la scrittura inizia come forma diaristica da quando siamo bambini. E quindi nei miei laboratori disegnano, ritagliano la carta e la incollano sui fogli, e scrivono. Nessuno si deve permettere di paragonarlo a un altro o di dargli un'impostazione diversa da quella che chi scrive ha. Carmen, ti posso chiedere di chiudere questo nostro incontro con la lettura di un passo di Gianna che tu pensi sia di particolare rilievo per gli ascoltatori? Vi leggo quello che è riportato nella quarta di copertina. I reparti di psichiatria sono luoghi di sofferenza, che certo non potrebbero essere diversi. Ma ogni volta che varcavo quella porta, non sentivo altro che il dolore e la sofferenza che vi albergava dentro. Sentivo la paura, la commiserazione, l'impotenza che vi spadroneggiavano, perché mi sembrava che per qualsiasi altra patologia restasse la speranza nella terapia o in Dio. Ma per un malato di mente no. Questo pensavo. Grazie Carmen. Grazie a voi, grazie Michele, per essere venuti a trovarci. Grazie. E grazie agli ascoltatori, youtubers o spettatori che si voglia. Ci vediamo con la prossima puntata, la settimana prossima, di 3, il nuovo format di Sardegna Gold dedicato all'arte, alla cultura e all'intrattenimento. Grazie, buonasera.